Grave la soppressione di 27 treni per pendolari del Partito Democratico, ma non soltanto, insomma un po' tutto il mondo politico è in subbuglio per questi tagli ai trasporti. Sentiamo meglio quel duro attacco rivolto proprio dal consigliere regionale Franco Bonfante, che si dice assolutamente preoccupato. Da Verona a Chioggia, da Vicenza a Padova, da Rovigo a Vittorio Veneto. Riguardano quasi tutta la regione i 27 tagli ai treni pendolari effettuati da Trenitalia. Un provvedimento che sta scatenando polemiche a non finire nel mondo politico e non solo. Diatribe che non hanno colore di partito, se è vero che a lamentarsi di queste soppressioni sono sia gli esponenti della Lega sia quelli del Partito Democratico. In particolar modo il consigliere regionale del PD Franco Bonfante chiede un intervento immediato affinché le corse vengano ripristinate. Sono tagliati i treni periferici fondamentalmente, quindi non quelli dove c'è meno gente. Attenzione, l'assessore regionale ha detto questo, non è vero. Molti di questi treni sono anzi sovraffollati. Alcuni hanno meno gente, ma perché vanno a servire utenze periferiche, ed è evidente che un comune di collina, un comune della pianura ha molta meno gente di altri. Quindi c'è un taglio netto, nello stesso momento in cui c'è invece un aumento delle tariffe, degli abbonamenti, dei biglietti. In causa viene ovviamente chiamato l'assessore regionale ai trasporti Renato Chisso. Ad essere particolarmente vessata è la linea Rovigo-Legnago-Verona, che dall'entrata in vigore dell'orario estivo, poco meno di un mese fa, si è vista tagliare 9 treni, 11 la domenica. E per protestare contro questi tagli è prevista una grande manifestazione per la salvaguardia del trasporto pubblico in programma il 18 luglio a Padova. Mi pare che già le prime risposte fatte dalla giunta regionale e dall'assessore siano negative e quindi ho l'impressione che non ci sia una volontà politica. Poi è una scelta politica che si deve fare. I soldi che abbiamo li vogliamo investire a favore per esempio dei lavoratori e degli studenti, a favore del trasporto pubblico, a favore di queste cose, o vogliamo insistere con contributi alle sagre di tutto il Veneto? Questa è una scelta politica che deve fare la giunta regionale e sulla quale ovviamente noi siamo disponibili a contribuire, a ragionare anche in termini positivi. Ed è proprio il caso di dire che sul trasporto regionale piove sul bagnato. Le segreterie venete dei sindacati di Trenitalia hanno infatti deciso di indire uno sciopero dalle 21 di sabato allo stesso orario di domenica. I treni a lunga percorrenza saranno garantiti, mentre quelli regionali potranno subire cancellazioni o variazioni.